Eccoci qua, salve. Eccoci con il nuovo oroscopo della settimana che va dall'8 marzo al 14 marzo. Nuova settimana, direi abbastanza incarbuiata perché zona rossa quasi in tutta Italia più o meno, zone sì, zone no, però è una settimana questa veramente non tanta buona. Quindi dobbiamo un po' sacrificarci un po' tutti per poter trascorrere dei periodi un pochettino non tanto positivi. Ma andiamo a quel che è la mia previsione tramite l'oroscopo di questa settimana, dicevo appunto, che va dall'8 al 14 marzo 2021. Prima di iniziare la lettura del nostro oroscopo, volevo ricordare a tutti quanti voi di iscrivervi al mio canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche in modo tale che quando vado a caricare un nuovo video vi arriverà la notifica, o meglio l'avviso che vi dice il maestro Cleo ha caricato un nuovo video, così non ve lo perderete, va bene? Allora, la seconda settimana del mese di marzo 2021 è quella che andrà dall'8 al 14 marzo e riserverà diverse novità per tutti i segni zodiacali. Per tanti, infatti, questo sarà un momento particolarmente interessante e favorevole. Ci saranno grandi emozioni per i rapporti affettivi, magari qualche nuova conoscenza per i single. Lavorativamente, invece, parlando, potrebbero giungere delle belle soddisfazioni dopo tanto impegno. Non per tutti però sarà così. Tanti altri segni potrebbero avere dei problemi di coppia con il partner, eppure sul posto di lavoro potrebbero esserci alcune complicazioni spiacevoli da affrontare. Per scoprire meglio come andrà questa nuova settimana dell'anno, vediamo meglio che cosa dicono le stelle. Per i segni di fuoco ci sarà davvero tanta passione per le relazioni e il partner sosterrà pure in caso di pessimismo e problemi di altro tipo. Questi giorni per i segni d'acqua saranno estremamente piacevoli in amore. Ci sarà una grande voglia di darsi da fare e di amare. Trasmettere il proprio affetto verso una persona speciale. La settimana per i segni d'aria invece sarà caratterizzata da tanta determinazione e questo favorirà soprattutto chi ha delle decisioni da prendere o delle scelte da fare. Per quanto riguarda invece i segni di terra, i problemi e i disagi un po' più grandi dovrebbero arrivare direttamente dall'ufficio. Occhio quindi a cosa succederà a livello professionale. Insomma, c'è chi dovrà davvero impegnarsi perché questa settimana possa portare delle soddisfazioni e delle belle emozioni. Per tanti, per fortuna, la cosa avverrà in maniera decisamente più naturale. Molto dipenderà poi dai segni zodiacali in sé. Cerchiamo a questo punto di entrare di più nei dettagli e di vedere cosa dicono in particolare le stelle per questo nuovo periodo dell'anno, o meglio per questa nuova settimana. E andiamo con il segno dell'Ariete. In amore, l'Ariete, questa sarà una settimana veramente bella e interessante per i sentimenti. Se
impegnati in un rapporto di coppia, potrete contare sulle stelle per vivere un momento pieno di grandi emozioni insieme al vostro partner. Se al contrario siete single, proprio in questi giorni potrete aprire il vostro cuore a qualcuno che senz'altro apprezzerà. Sul lavoro invece, per voi del segno dell'Ariete, i problemi potrebbero invece arrivare proprio sul posto di lavoro. Potrebbero esserci incomprensioni e dibattiti con colleghi o con il vostro capo. Qualche piccolo ostacolo da dover affrontare e superare con la giusta determinazione. Il segno del Toro. In amore, in questa seconda settimana di marzo, lo stato d'animo non sarà dei migliori per voi. Il weekend sarà il periodo più complicato per l'umore e le energie, quindi dovrete prepararvi molto molto bene prima di agire. Malumore e pessimismo porteranno facilmente disagi nei rapporti di coppia, specie in quelle relazioni dove le cose erano già complicate. Difficilmente ci saranno incontri per i single. Nel lavoro invece, se avete dei progetti professionali in atto, in questi giorni tutto apparirà un po' fermo. Dovrete pazientare prima che i vostri obiettivi possano diventare dei risultati più concreti. Il segno dei Gemelli. Amore, questa sarà una settimana tranquilla sul piano sentimentale. Non ci saranno troppe novità per le coppie o per chi ha il cuore libero da impegni. Nonostante questo, non mancherà una buona determinazione, utile in particolare per chi deve prendere delle decisioni importanti in un rapporto proprio in questo periodo. Il lavoro invece e la determinazione si farà sentire prepotentemente pure sul posto di lavoro. Avrete voglia di impegnarvi e di darvi da fare. Questa forza vi aiuterà a concludere dei compiti in maniera decisamente più veloce, oltre che concreta. Il segno del Cancro. Amore. Veramente interessanti le stelle di questa settimana per godersi alla grande gli affetti e i rapporti della sfera privata. In questi giorni vi dedicherete molto alle persone che amate. Risulterete pure particolarmente coccoloni ed affettuosi. Senza dubbi i partner saranno felici di questo atteggiamento. Il comportamento dolce e attento potrebbe pur colpire una persona speciale, meglio per chi è single. Sul lavoro invece, intorno alla metà della settimana del mese, sarà la forza più maggiore ad circondarvi di nuove e belle novità. A valorizzarvi a livello professionale però sarà soprattutto il vostro carattere e il vostro modo di fare che non passerà inosservato. Il segno del Leone. Amore. Questo periodo dell'anno non riserverà particolari emozioni. I nati sotto questo segno zodiacale saranno parecchio concentrati su altri fronti, specie su quello lavorativo. È proprio per questo che qualcuno potrebbe mettere per un attimo da parte l'amore per il proprio partner. Simile la situazione dei single che al momento non avranno voglia di incontri importanti, vogliono stare tranquilli.
Per il lavoro invece per voi del Leone darete molto, praticamente tutto. Sarà una settimana incoraggiante, soprattutto per chi verrà messo alla prova e potrà dimostrare di essere migliori pure rispetto ad un collega favorito ad un determinato progetto. Niente di male. Il segno della Vergine. Amore, la settimana non inizierà proprio nel miglior dei modi. In questi primi giorni di marzo, infatti, potrebbe esserci un po' di malinconia a complicare le giornate. Il poco ottimismo potrebbe facilmente sfavorirvi direttamente i rapporti di coppia. Per fortuna però la vostra dolce metà cercherà di sopportarvi al massimo per farvi recuperare buona energia. Sfavorite pure i nuovi incontri per chi è single. Lavoro invece, il tono umorale sarà basso e non saranno giorni perfetti per iniziare nuovi progetti importanti. Per prendere decisioni affrettate, magari in vista nel futuro. Sarà il caso di recuperare prima un po' di energia. Avrete bisogno di maggior stimoli ed entusiasmo. Il segno della Bilancia. Amore. In questa nuova settimana del mese i più favoriti dalle stelle saranno senz'altro i single. Proprio in questi giorni sarete disposti ad aprire il vostro cuore e grazie al vostro modo di fare non sono escluse delle nuove conquiste speciali. Se invece siete impegnati in una relazione d'amore, occhio a cosa direte e soprattutto a quante cose direte. Sul lavoro invece dovrete approfittare di questo periodo dell'anno per lavorare soprattutto sulla comunicazione, che in questi giorni avrà un valore importante per voi. Se avete delle presentazioni da preparare, sarà importante non tirarle troppo alla lunga per non stancare i clienti e tutti quelli che ascoltano i vostri discorsi. Valutate bene prima di aprire bocca, potreste risultare un po' pesantucci. Il segno dello Scorpione. Amore, ottimo oroscopo e straordinarie stelle per questa intesa settimana del mese di marzo. In amore non avrete problemi, ma anzi, per chi è impegnato sentimentalmente, saranno giorni perfetti per godersi le emozioni di coppia, ma soprattutto la passione con il proprio partner. Il cielo di questo periodo non esclude nemmeno nuovi ed interessanti incontri per i single che vogliono vivere delle nuove emozioni. Sul lavoro invece i primi giorni della settimana, lunedì e in particolare martedì, potrebbero essere i più impegnativi di questa settimana a livello lavorativo. Impegno e concentrazione saranno, come sempre, le armi vincenti per voi. Il segno del Sagittario. Amore. Le stelle non vi regaleranno bellissime sorprese per questi giorni. Venere non sarà in una buona posizione, nemmeno Marte potrà favorirvi. In amore difficilmente ci saranno grandi passi in avanti e questo vale per chi ha il cuore libero, ma pure per chi è impegnato in una relazione stabile già da tanto tempo. Nel lavoro invece dovete aver maggior voglia di darvi da fare. In questi giorni non si farà sentire troppo e questo potrebbe facilmente penalizzare i vostri progetti professionali. Occhio, perché non tutti apprezzeranno alcuni dei vostri atteggiamenti. Il segno del Capricorno. Amore.
La nuova settimana inizierà nel miglior dei modi. Lo stato d'animo vi agevolerà nei rapporti affettivi. Benissimo chi è innamorato, ma niente male pure per i single. In questi giorni di marzo metterete finalmente da parte i pensieri e le paure per lasciarvi andare e godervi ogni cosa con maggior leggerezza. Avrete tanta voglia di dedicare le vostre attenzioni e il vostro amore a chi amate veramente. Sul lavoro invece il lavoro passerà per un attimo in secondo piano. Nonostante gli impegni deciderete di pensare e concentrarvi soprattutto sulla vostra vita privata. Dai, ogni tanto ci vuole però. Andiamo con il segno dell'Acquario. Amore, per quanto riguarda la vita di coppia, questa sarà una settimana decisamente tranquilla a fianco del proprio partner. Se siete single, questo sarà un momento dell'anno abbastanza fermo, piatto. Meglio non aspettarsi nuove conoscenze e nuove emozioni, almeno per adesso. Pare proprio che sarete presi da altre cose, quindi vi concentrerete a organizzarvi per altre cose. Sul lavoro invece ottime le istruzioni di questa settimana. Se avete dei progetti in mente potrete iniziare a pensare a delle idee nuove, a come mettere in pratica obiettivi e sogni nel cassetto. Potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni nel periodo prossimo, finalmente vi sentirete gratificati a dovere. E infine il segno dei pesci. Amore, settimana un po' negativa per i nati sotto questo segno. Nemmeno una sorpresa da parte del vostro partner potrebbe smuovervi in maniera eclatante in questi giorni di marzo. Vi piaceranno soprattutto le cose semplici. Per chi non è impegnato sentimentalmente questo non sarà un periodo particolarmente favorevole. Certo, mai dire mai. Nel lavoro invece dovrete provare a recuperare energia. La voglia di impegnarvi sarà sottoterra e questo vi penalizzerà decisamente sul posto di lavoro. Occhi bene aperti, ok? E così abbiamo dato la lettura del segno per segno dell'oroscopo della settimana dall'8 al 14 marzo. Anche per questa settimana il sottoscritto vi saluta e vi augura veramente tanta felicità, benessere e fortuna. E mi raccomando, sacrifichiamoci un po' di più per questa settimana in rosso. Quindi siamo in rosso su tutti i fronti, su tutti gli effetti, quindi rosso per quanto riguarda il Covid, rosso di tasca, rosso su tutto. Io vi auguro una felice settimana, come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi e a risentirci la prossima settimana. Ciao a tutti. Io vi auguro una felice settimana, come dico sempre io, che le stelle siano sempre con voi e a risentirci la prossima settimana. Ciao a tutti.